Io sono qua in compagnia con Piero Giordanella, sommelier dell'AIS. Piero, AIS Sicilia, cosa organizzate nel territorio qua a Siracusa? Nel territorio di Siracusa organizziamo dei corsi professionali per l'Associazione Italiana Sommelier di primo, secondo e terzo livello. Bene, quindi questi corsi sono dei corsi professionali, quindi aperti, diciamo, ai professionisti o anche, diciamo, al pubblico così che è l'amante del vino e vi dicendo. Sì, sono dei corsi professionali e sono aperti sia a chi vuole intraprendere la carriera di sommelier professionista, sia anche perché si vuole avvicinare al mondo del vino e conoscere anche come degustare un vino, come servirlo al meglio, come abbinarlo quindi ai piatti. Ho capito, benissimo. Quindi avete, suppongo, un sito oppure un profilo Facebook dove andate a promuovere i vostri corsi? Sì, noi abbiamo un profilo Facebook che è Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Siracusa, dove in questo profilo pubblichiamo tutti gli eventi e le manifestazioni che facciamo nel territorio, non solo come corsi professionali, ma anche di degustazioni che facciamo nei vari ristoranti con abbinamento ai piatti. Ho capito, sì, non ricordo male, anche in passato organizzavate delle scene tema con gli abbinamenti appunto dei vini, ma se non ricordo male anche delle visite guidate nelle cantine, quindi sul territorio proprio della produzione del vino, se non ricordo male. In Certo. passato ho visto che ho partecipato anche con i nostri colleghi Tubolino, Simone Iacono ed altri amici che andavamo proprio nelle cantine proprio a vedere le varie fasi della produzione del vino. Quindi oggi invece cosa ci proponi? Oggi vi propongo uno spumante, è un vino spumante dell'azienda Gulino, il Salience, che è un moscato. Quindi un moscato. Benissimo, vediamo quali sono le fasi del servizio. Le fasi del servizio per quanto riguarda un vino spumante, innanzitutto tenere la bottiglia in frigo per portarla alla giusta temperatura di servizio. Una volta che ci si appresta poi all'apertura della bottiglia, attraverso una linguetta facciamo questo movimento qua e andiamo ad estrarre la capsula che ricopre la gabbietta metallica e quindi il tappo dello spumante. Tenendo fermo con il pollice bene il tappo per evitare che possa fuoriuscire dalla bottiglia accidentalmente, teniamo fermo, quindi andiamo a togliere la gabbietta metallica in questo modo e la andiamo ad adagiare su un piattino che abbiamo predisposto. A questo punto con un tovagliolo di servizio prendiamo la bottiglia, teniamo fermo il tappo, ruotiamo leggermente la bottiglia in modo tale da evitare di fare il cosiddetto botto, che non va mai fatto. che non va mai fatto. Galateo non lo prevede. A questo punto poi andiamo a odorare il tappo per vedere se il vino presenta dei difetti. Con il tovagliolo di servizio andiamo ad asciugare il collo della bottiglia e poi con eleganza e delicatezza andiamo a versare lo spumante direttamente in un flute. E già qui possiamo notare. Cioè qui possiamo notare già l'effervescenza, quindi il classico, il perlage dello spumante. Verso anche per te, Gaetano. Lo accetto volentieri, ricordando che sempre Nadia è rimasta ancora in cucina a mangiare i gamberoni, ma io preferisco degustare sicuramente un po' di moscato. Bene. Le fasi della degustazione di uno spumante, come tutti i vini, sono tre. C'è l'esame visivo, l'esame olfattivo e l'esame gustativo. Per quanto riguarda un vino spumante, l'esame visivo andiamo a valutare sicuramente la limpidezza dello spumante, quindi il colore e anche il perlage. Queste bollicine che salgono dal fondo del bicchiere, andiamo a valutare quindi la quantità delle bollicine, la grana delle bollicine, quindi la persistenza che vediamo in questo bicchiere di tutte le bollicine. Benissimo. Poi andiamo a valutare l'esame olfattivo, andiamo prima a bicchiere fermo, poi andiamo a roteare lo spumante nel bicchiere, andiamo a percepire le sensazioni, le caratteristiche organolettiche di questo spumante, sia per intensità, la complessità e quindi andarne a riconoscerne proprio i profumi di questo moscato. Naturalmente sentiamo l'aromaticità dell'uva, quindi sentori primari più sentori secondari che si sviluppano poi con la fermentazione, queste sensazioni proprio fruttate, fresche. All'esame gustativo andiamo a vedere, a sentire tutte le caratteristiche peculiari di questo spumante. Naturalmente la dolcezza unita anche quindi
alla freschezza di questo vino una buona sapidità, una buona struttura, uno spumante di corpo che possiamo benissimo abbinare quindi alla pasticceria locale, quindi tutti quei dessert che facciamo con le creme, con la frutta. Questo sarebbe un ottimo abbinamento. Quindi come fine pasto. Quindi per capire bene, in sostanza durante i corsi che voi andate a sviluppare vi occupate e fate vedere tutte queste fasi della degustazione. Sì, durante i corsi andiamo a studiare proprio il prodotto, quindi dalla vite fino al vino, tutti i processi di vinificazione e quindi poi arrivare quindi alla degustazione, quindi per avvicinarci quali sono le tecniche, quindi la tecnica della degustazione, per riconoscerne ed apprezzarne al meglio le caratteristiche organolettiche del vino e quindi per poterlo meglio abbinare alle pietanze. Perfetto. Noi ringraziamo Piero Giordanella che ci ha dato la possibilità, tramite l'Associazione Italiana Sommelier, sezione del Siracusa AIS Sicilia, e diamo appuntamento alla prossima. E volevo ricordare e brindare a Nadia che è rimasta ancora in cucina e ti sto ancora aspettando, ti aspetto qui. Ah, eccoti Nadia, ma dove sei stata? Ciao, cosa hai fatto? Io sono rimasto con un Piero Giordanella, il sommeliere che mi ha offerto lo spumante. E dovevamo offrirlo anche a te, ma tu sei rimasta dove? A mangiare i gamberoni? No, assolutamente. E cos'è quel tovagliolo? Dove lo Niente, nascondi? giusto così per Ma non me la racconti giusta. elemento decorativo. Ma adesso ti faccio offrire un pochino di spumante dal mio collega. Da Senti, ma nostro scusami, Antonio, io sì. mi impossesso nuovamente del mio microfono. Certo, tu te ne vai. E vorrei sapere da te quale altre esperienze affronteremo insieme. Prossimamente andremo in qualche altra location, stiamo valutando dove andare e ci saranno tante altre belle novità. Ci sarà anche una sorpresa. Non anticipare niente. Design cake. Ecco, e quindi sarebbero... Ci sono buone possibilità che avremo delle persone, degli artisti che prepareranno delle torte decorate anche. Basta, non dire più niente No, perché non altrimenti sappiamo anticipiamo neanche troppo. Subito no. Esatto, Quanto concludiamo altro? parlando di questa splendida location, ancora una volta. Sì, Grand Hotel di Siracusa ci ha ospitato e ringraziamo tutta la direzione e la proprietà che ci ha dato la possibilità di effettuare queste riprese che andranno in onda sul canale 98 Digitale Terrestre in tutta la Sicilia, uno staff meraviglioso. Perfetto, quindi cosa dire altro? Arrivederci alla prossima? Alla prossima, però concludiamo con un brindisi. Certo, salute. Seguiteci sempre quindi, canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Arrivederci. Ciao.